Liguria sempre presente nel grande basket, lo dicono i numeri della federazione. Pura fatica, si vedono segnali positivi. Intanto è aumentato il numero degli atleti impegnati nei massimi campionati. Buone notizie anche per il Palazzetto dello Sport a Genova. È un traguardo realistico. In questo momento ipotizzare che a fine 2022, inizio 2023 ci possa essere una ristrutturazione completata del padiglione S della fiera di Genova, cioè restituire allo sport quello che quel padiglione ha rappresentato per 40 anni nello sport genovese, ligure e non solo. Quindi è un'operazione che potrebbe prendere velocità nei prossimi mesi e avviare poi i lavori per completarli entro quella data che vi ho detto. Il tema sarà affrontato nella trasmissione Sportiguglio condotta da Roberto Costa. Con lui, oltre a Bennati e al difensore della Virtus Entella Fabrizio Poli, anche l'ex giocatore di basket Umberto Scotto e i cestisti Federico Miaschi e Andrea Renzi, quest'ultimo impegnato a Trapani ma con un pezzo di cuore ancora nel Tiguglio. Più passano gli anni, più quando torno mi viene sempre di più il magone, perché insomma sono ricordi e sono ricordi sempre più lontani per certi versi. Mi fa piacere venire qua a vedere i campetti, le persone con le quali ho condiviso emozioni importanti, che fossero partite o allenamenti, e sono tutti però amici e mi fa piacere rivederli perché sono veramente persone importanti per la mia vita, non solo per la mia carriera cestistica. E credo che sia una cosa molto bella, una cosa molto importante, anche perché mantenere le proprie radici determina un po' quello che siamo, anche probabilmente quello che vogliamo diventare.